della lingua sarda fu posta già una trentina di anni fa e fu posta in un contesto di opzioni per il riconoscimento dei diritti nazionali dei sardi. Il diritto dei sardi all'autodeterminazione. Ed è il rapporto dell'Europa dei popoli rispetto all'Europa degli stati giapponesi. Sentimento di popolazione che si dilata in questa nostra terra da una storia millenaria e dalla meditazione etnico-nazionalitaria e di una cultura specifica di cui la lingua è lo specchio più luminoso e significativo a causa della perfetta identificazione lingua sarda, popolo sardo, lingua parlata soltanto dal popolo sardo, e inserirsi pienamente nella geopolitica internazionale, ispirando un progetto politico di liberazione, anche se non immediatamente operativo. Era lo stesso problema di altre minoranze linguistiche d'Europa, con le quali quella sarda intendeva collegarsi organicamente, quasi per necessità storica, in un momento nuovo, quello dei notizie della storia umana. Dal problema antropologico o linguistico o sociolinguistico, quello della lingua sarda era visto anche come problema politico e di cultura. Nella logica anche della modernità e del confronto costruttivo tra il nostro popolo e gli altri popoli. L'accento sulla dimensione locale, nella molteplicità delle espressioni, proprie di persone, di gruppi, fondamentale sempre, quella della vita, si poneva come un punto di partenza per esprimere l'universalità di una questione largamente condivisa, anche se rifiutata ed osteggiata aprioristicamente dalle culture del dominio e dalle globalità omogeneizzate. Sforzo che vale ancora oggi, anche se costa di più a spiegare e tradurre un'unità a causa del ritorno forte del centralismo e lo sprezzo delle periferie, che tuttavia sono ribelli all'integrazione, ossia ribelli a nuove colonizzazioni, a teorie teoristiche ed economicistiche assolute, vorrei dire rimane parolincia o rimane parocaricia. Questa sorta di mercato ecumenico e liberarsi. Mi pare di vedere che forniere di nuovi asservimenti, schiavitù, mascherate dalle suggestioni millenaristiche di sviluppo e di progresso universale. La questione della lingua
con queste combinazioni, come vedo all'inizio degli anni 70, quanto nello stesso tempo dal Consiglio d'Europa a Strasburgo deriva una solenne raccomandazione di adoperarsi per evitare la dispersione del ricco patrimonio europeo costituito dalle lingue regionali e anche dai dialetti, cioè le cosiddette lingue morte, le note civiche. D'altra parte la Chiesa Cattolica, con l'enciclica Populorum Progressi, condannava le tendenze allora contrastate, la vitalità e l'espansione delle minoranze etnolinguistiche, quando non di sopprimere e invitava i poteri pubblici a migliorare le condizioni di vita di tale minoranza, specie in ciò che concerne la lingua, le loro culture, i loro costumi, le loro risorse e le loro imprese economiche. Con tali stimoli di sapere, il problema della lingua era visto come un nuovo impegno, non solo culturale, come impegno indirizzato anche ad attivare un processo di decolonizzazione di natura politica ed economica e più in generale di riscatto e dell'appropriazione del valore della lingua, che rischiava allora di morire. 20 anni fa la lingua sarda rischiava di morire per condizioni negative, oggettive e soggettive, esterne ed interne. Si coglieva il significato del per la lingua di concorrere anch'essa a decolonizzare la storia e la vita dei sardi. Era un obiettivo per una nuova rinascita dell'isola, che era nata già allora con un'autonomia regionale già in declino progressivo, che nasceva dall'esigenza di uscire dall'ingiustizia del rapporto tra le due lingue, la lingua italiana superiore, a pieno livello di scrittura e di diritti e di luoghi pubblici, e la sarda inferiore, confinata nel guscio della famiglia amorale e fatta scendere dal dominio al semplice grado di espressione orale e più vietata di comunicare all'interno delle pubbliche istituzioni, nella scuola sarda severo bene a chi la parlava, e ciò poneva la necessità del recupero della pari dignità tra i due lingue per instaurarsi una giusta condizione di un bilinguismo perfetto. È in tale senso che con questa prospettiva il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo Italiano, che io allora presiedevo, nella seduta del 19 febbraio del 1971, per il riconoscimento
e mandava, liberava e si appellava alle autorità politiche dello Stato italiano e della Regione Sarda per il riconoscimento della condizione di minoranza etnolinguistica per la Sardegna e della lingua sarda nazionale che doveva essere insegnata nelle scuole e nello stesso tempo sorgevano all'interno della società sarda, della società civile sarda, non tra le istituzioni, aggregazioni spontanee e movimenti a sfondo nazionalitario, i quali in convegni e con proprie proposte di legge muovevano una esplicita richiesta di applicazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana per il riconoscimento al sardo degli stessi diritti della lingua italiana e il suo uso non soltanto nelle scuole, ma anche negli organi e negli uffici della pubblica amministrazione. È quello che oggi, fortunatamente, in uno stato di liberazione si fa. E rendiamo grazie all'amministrazione comunale d'Italia. E nelle adunanze degli stessi organismi, la regione, la provincia, i comuni, le comunità locali, tutti gli altri enti locali. E il 15 luglio del 1978, accompagnate con 13.540 firme di elettori, fu presentata al Consiglio regionale della Sardegna la proposta di legge nazionale di iniziativa popolare decente tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana. Purtroppo tale proposta portata alle commissioni e all'Aula del Consiglio regionale non ebbe consenso e fu approvato provvedimento il 9 aprile del 1982 che affermava il principio di parità giuridica della lingua sarda rispetto a quella italiana, con la richiesta ai vari del Parlamento italiano del riconoscimento del sistema linguistico e la sua attuazione successiva con legge della Regione. Netto risulto a stragrande maggioranza nella prima commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati del Parlamento italiano, in quanto si diceva anche questo provvedimento così semplice, imperfetto, che il Consiglio regionale andava oltre il concetto di tutela proprio dell'articolo 6 della Costituzione italiana. Tale era la situazione quando dal 2 al 5 di ottobre del 1986 si tenne a 2 alla 3 convegno indetto dalla Comunità Europea e dalla Regione Sarda con tema lingue, diffuse e i mezzi di informazione, i problemi delle radio e televisione. Per convegno successivo affinché il Parlamento italiano volesse ascoltare le istanze prodotte da movimenti espressi da minoranze etnolinguistiche
aspiranti a un appagamento delle ragioni, delle loro identità storiche e riconoscimento. E ciò si chiede tenuto conto anche del voto del Parlamento europeo, che nella seduta del 16 ottobre 1981 aveva approvato la proposta di risoluzione su una carta comunitaria delle lingue e delle culture regionali e una carta dei diritti delle minoranze etniche. Il Parlamento europeo si rivolgeva ai governi nazionali e ai poteri regionali, invitandoli a porre in opera una politica nei campi di discussione dei mezzi di comunicazione di massa, della vita pubblica e dei rapporti sociali, e indicava inoltre alla Commissione, ossia al governo della comunità europea, di prevedere nel quadro dell'educazione linguistica progetti piloti destinati a verificare i metodi di una educazione plurilinguistica e raccomandava che il fondo regionale rivolto a sostenere le culture regionali e popolari venisse a soddisfare le aspettative delle minoranze etniche e europee. Ritenevo anche che la presenza dei mezzi di comunicazione di massa, tanto potenti, fossero assolutamente indispensabili per un progresso più generale, perché le minoranze etniche e linguistiche avessero strumenti di sostegno e di comunicazione delle loro culture, e si doveva assicurare, dove non ancora possibile, il diritto delle minoranze ad accedere alle radio e alle televisioni con programmi autonomi e nella propria lingua e non limitati e ufficiali, ma estesi a tutti i settori nei quali le minoranze possono manifestare nel confronto aperto le loro specifiche culture. Un'odissea, questa è la lingua sacra, un'odissea continua. E difatti anche su questo appello cadde il silenzio e passarono 3 anni dal convegno di Lugano, perché nel 1989 il Consiglio regionale presentasse un disegno di legge su lingua e cultura sacra. E la proposta portata all'Assemblea, all'Assemblea regionale della Sardegna. Sui consiglieri più della lingua potenti la caccia al voto della successiva legislatura. Nuove proposte su lingua e cultura del 1944, approvate dal Consiglio regionale con una maggioranza designata sul voto delle minoranze invece non passata, ma respinta dal governo italiano, respinta dalla Corte Costituzionale, alla quale la Regione aveva fatto ricorso, giustamente. E infine il nuovo testo del disegno di legge nel febbraio del 1995, riformulato dalla legge numero 87A, approvato finalmente dal Consiglio regionale con i voti dell'intera maggioranza e in gran parte della minoranza, e approvato anche dal governo italiano nel 1997 per essere attualmente in vigore. Pensate a 20 anni di distanza dalla prima proposta di legge nazionale di iniziativa popolare del 3 luglio 1970. Con la legge del
culturali e morali. L'articolo primo del titolo primo, che pone a fondamento della legge di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura sacra e l'assunzione dell'identità del popolo sacro come bene primario, identità da valorizzare e quale presupposto di ogni intervento rivolto al progresso personale e sociale. E si dice il fondamento di identità, e qui intendiamo sull'identità. Non è l'identità ideologica, sacra, aperta, è l'identità dinamica, che si muove, come si vede il mondo, il contatto con nuovi impegni, il progresso nel mondo. Questo fondamento, nella quale la lingua è importante, e che è stato sempre e ancora da lingua, fondamento, ad opera di tutte le persecuzioni che hanno avuto nello svolgimento della storia sacra. E questo è iscritto nell'articolo secondo del titolo primo, riconoscendo tutti pari dignità della lingua sacra rispetto alla lingua italiana. E per la prima volta si sostiene l'esistenza della lingua, riconoscendo e garantendo con un atto formale che consente di operare legittimamente nelle scuole. Si può parlare nelle scuole, non è più proibito parlare nelle scuole. E se qualcuno dei docenti si attenta a vietare l'inglese, è reato, perché la lingua fortunatamente oggi è legittimata. E la lingua da parlare in tutti gli altri spazi, a mio avviso ancora esiste, e che effettivamente si opera in questo senso, in questa direttiva e in queste prospettive, e che non siano soltanto carne e parole, e che le parole si facciano salve, vita, pratica dell'attività. E voglio dire, certamente, che quanto è stato dato non è quello che si chiedeva e che si chiede ancora, cioè non è ancora l'istanza primaria, fondamentale, totale. Perché? Perché nella scuola siamo con questa legge, siamo soltanto a livello di sperimentazione. Infatti lì lo sa. E si permette di invece lo studio della lingua sacra, ma lo studio della lingua sacra è linguistica, l'antica istanza, la persistente giustificazione pretende l'insegnamento della lingua sacra e pretende che la lingua sacra venga usata anche nell'apprendimento di altre discipline. Insomma, non abbiamo ancora quel linguistico perfetto che si voleva, è ancora lontano. E d'altronde si permette di dire, nonostante tutte le opzioni, delle offerte di autonomia nella scuola sacra e nella scuola italiana. A me pare che la scuola sacra è ancora in condizione di libertà vigilante. E ciò non mi stupisce. Se la Sardegna con la sua autonomia è pauperata, degradata,
affluenti, non riesce ad andare come si aspirava e si auspica ancora non ostentare oltre la sua specialità. E vorrei dire anche che questa specialità è una specialità soltanto virtuale. La buona causa della lingua sarda e della cultura sarda si vince se i sardi acquisiranno tutti, pure nella diversità delle loro opinioni e delle loro aspirazioni, acquisiranno questa idea che io chiamo la idea sarda, cioè la coscienza del proprio essere etnico, l'importanza delle loro lontane radici, la dignità e l'orgoglio di sentirsi popolo unito, identico a se stesso, ai suoi valori che non sono inferiori ai valori di altre comunità, maggioritarie o minoritarie, e che con i valori di queste altre comunità esterne a noi, i nostri valori devono confrontarsi, devono comunicare, devono dialogare, non nei chiusi delle singole comunità, ma nel respiro, non dico soltanto dell'Italia e dell'Europa, ma nel respiro di un mondo più vasto in cui noi oggi ci siamo volenti, onorevoli. E grazie.